La palestra della Ghirada, il Palaverde, una squadra di giovani talenti e Stefano Pillastrini in panchina, passato e futuro insieme per il raduno del De Longhi Treviso Basket, che esordirà il 5 ottobre contro la Viola Reggio Calabria in Lega 2 Silver. Sugli spalti appassionati di ieri e di oggi che Paolo Vazzoler vuole rivedere a Villorba. Per lui entusiasmo da primo giorno di scuola. E vai, finalmente, è il primo giorno di quest'anno importantissimo, è un anno nuovo, campionato nuovo, squadra nuova, tecnico nuovo, ci sono tantissime novità e speriamo anche tantissimi nuovi, o meglio anche vecchi tifosi che vengono a farci compagnia a Palazzetto. Prime sensazioni positivissime, non sembra di essere una Lega 2 Silver, ma sembra di essere in una squadra, una città di Serie A, c'è tantissimi giornalisti, tantissimi tifosi, non dico tanta pressione, ma c'è molta energia, ecco, molto bello. Prima squadra juniores che quasi si confondono, talenti che ancora devono dare il massimo. Per coach Pillastrini ci sono tutti gli ingredienti per vincere questa scommessa. Una cosa veramente stimolante, veramente coinvolgente, oltretutto in un ambiente che ha fatto vedere grande entusiasmo, quindi che vuole crescere in un momento così difficile in cui tutti sono più preoccupati delle difficoltà che non dei sogni, invece è una città che sta sognando in grande ed è una cosa bella. Basket trevigiano che guarda avanti, ma al Palaverde a molti torneranno in mente le prodezze dei grandi di ieri. Bisogna sicuramente guardare al passato con rispetto, ma non con paura. Bisogna trarne stimolo, sappiamo che da qui sono passati grandissimi campioni, è stata fatta la storia della pallacanestro. Purtroppo ora è un'epoca che è passata, però bisogna cercare di sostenerci per quello che siamo adesso. Saremo una squadra sicuramente che spero faccia divertire e darà tutto in campo.